Stasera abbiamo tra noi Riccardo Romano, che ringrazio moltissimo per la disponibilità che ha dato a partecipare con una sua lezione. Come vedremo a breve, Riccardo mette in evidenza come per definire il metodo si debba partire dal riconoscimento della rottura epistemologica che ha introdotto la psicoanalisi. È questa rottura epistemologica che la caratterizza e che la differenzia dalle psicoterapie e dallo psicoanalismo, così lo definisce Riccardo. Ora, chiaro che questa impostazione sicuramente solleverà molti interrogativi in tutti noi e avremo modo ampiamente di discutere per il tempo che abbiamo a disposizione nel dibattito. E quindi, senza perdere tempo, darei immediatamente la parola a Riccardo, ringraziandolo ancora per il suo intervento, per il lavoro che ha fatto per discutere con gli interrogativi, diciamo, che sulla base degli interrogativi che noi abbiamo posto ai 10 che abbiamo invitato a tenere le lezioni. Allora, la parola a Riccardo, che io non vedo nello schermo, però presumo che quando attiverà il microfono comparirà. Riccardo, a te. Sono qua. Ecco. Perfetto. Vedete? Allora, scusa Riccardo, prima del tuo inizio io metto allora il testo, così tutti ce lo avranno a disposizione. Ecco, si vede bene? Sì. Perfetto. E allora quando vuoi puoi cominciare. Allora, intanto desidero ringraziare il Centro Veneto per questo invito e questa opportunità che mi dà di parlare di un mio oggetto d'amore. E poi voglio ringraziare tutti quanti si sono iscritti a partecipare a questa riunione di questa sera. Comincio a leggere. Il metodo psicoanalitico. Premetto che ho intenzione di rispondere alle domande poste dal Centro Veneto senza formulare altre domande, perché sarebbe un modo per non rispondere, come abbiamo la cattiva abitudine di fare con i nostri pazienti rispetto alle loro domande. Intendo rispondere perché le domande poste sono essenziali, in quanto sono domande di vita o di morte della psicoanalisi. Affermo subito la mia posizione al riguardo. Non credo che la psicoanalisi sia morta o moribonda e neanche in crisi, ma è viva e vitale, con eccellenti prospettive, come cercherò di dimostrare con quanto dirò di seguito. La psicoanalisi soffre soltanto di una confusione creata da alcune forme di psicoterapie vecchie e nuove che continuano a chiamarsi psicoanalisi. È naturale che possano essere pensati insiemi diversi da quello prospettato da semi, teoria, esperienza, psichica, metodo, tecnica, costruendo altri vertici o tagliandone alcuni. Ma perché chiamarli psicoanalisi? Non sarebbe più logico che ogni differente insieme riconoscesse questa condizione di differenza attribuendosi innanzitutto un nome diverso? Ho avuto tanti maestri, ma il principale è stato Francesco Corrao, il quale mi ha trasmesso, oltre all'amore per la psicoanalisi, un'attenzione a distinguere la psicoanalisi dallo psicoanalismo. Per Corrao la psicoanalisi ha come punto di partenza una rottura epistemologica, non una tantum, ma ogni giorno, ogni seduta. Rottura epistemologica, rottura della logica convenzionale, privilegio dell'ambiguo, dell'illusorio, del finzionale scenico,
l'impressione del sosia o del gemello, la messa in gioco di inversioni, come appunto una società rovesciata, un individuo rovesciato, sostanziano in verità l'esperienza autentica della psicoanalisi, come è ben descritto per Corrao nel film di Louis Buñuel, Il fantasma della libertà. L'utilizzazione della logica aristotelica e canonica, l'entificazione teoretica, la razionalizzazione codificata, direi adesso, sostanziano lo psicoanalismo. Riprendendo l'accenno già fatto, direi che la direzione del vettore relazionale dall'interno all'esterno e il riconoscimento del mondo esterno a partire da un riconoscimento o una consapevolezza di un mondo interno realizzano il processo psicoanalitico vero. Lo psicoanalismo è il percorso inverso, falsificato. Partire da un mondo esterno per spiegare razionalmente il mondo interno. Corrao precisa anche il rapporto della psicoanalisi col sociale. Lo specifico della situazione analitica è un esercizio di conoscenza o di consapevolezza relazionale, la cui condizione di base consenta una trasformazione e ricomposizione non solo dell'universo epistemico interno, in quanto riferito all'individuo, ma dell'universo epistemico in generale in quanto riferito al sociale, con la conseguenza necessaria di una possibilità e libertà di comprensione e decisione amplificata rispetto alla realtà oggettiva della politica. Ancora Corrao mette in relazione la psicoanalisi e la libertà e lo spirito rivoluzionario. La psicoanalisi è libertà dalle costrizioni epistemologiche prefissate o prescritte. Essa può utilizzare un tipo di discorso immaginativo, fantasmatico, finzionale, libero da obbligazioni, senza pregiudizio alcuno per lo sviluppo del processo esperienziale, conoscitivo, trasformativo e relazionale che la caratterizza specificamente, rendendo possibile l'attuazione e la crescita dello spirito rivoluzionario per la realizzazione di una rivoluzione permanente. L'eredità connessa alla concezione della psicoanalisi come libertà mi ha lasciato il convincimento che scoprire di avere idee proprie ed emozioni proprie e scoprire quali idee e quali emozioni e capire che possiamo aiutare un paziente o due pazienti o un gruppo di pazienti a scoprire di avere idee ed emozioni proprie e quali idee ed emozioni è il fatto più entusiasmante che possa capitare ad uno psicoanalista al lavoro. Risponderò quindi alla domanda centrale che riguarda il metodo della psicoanalisi. Desidero innanzitutto comunicare il metodo di cui mi servirò per ricercare la specificità del metodo psicoanalitico. Non mi servirò del metodo razionalista, ipotetico, deduttivo, assiomatico, perché ritengo che esso sia solo il preliminare a un metodo più complesso e completo. Non mi servirò del metodo irrazionalista, banale, che resta su se stesso e non porta a niente. Non utilizzerò il metodo induttivo né il metodo deduttivo. Utilizzerò invece il metodo derivante dalla logica abduttiva di Peirce. Egli, in modo deciso e forse perturbante, afferma che ma noi dobbiamo conquistare la verità, indovinando o in nessun altro modo. Quindi, per indovinare possiamo utilizzare il metodo abduttivo. Infatti l'abduzione, secondo Peirce, è l'unica forma di ragionamento suscettibile di accrescere il nostro sapere, ovvero permette di ipotizzare nuove idee, di indovinare, di prevedere
Peirce evidenziò la natura probabilistica di tutti i procedimenti scientifici, che come tali devono avvalersi delle tecniche di campionamento. Cioè, nella stanza del metodo psicoanalitico scoprirò tanti oggetti cognitivo-emotivi diversi, sui quali, raccolti in un insieme, applicherò la nostra regola fondamentale delle associazioni per raggiungere una chiarezza più profonda e pluridimensionale. Freud non scrive mai del metodo psicoanalitico, ma del metodo derivante dalla dottrina catartica. La cosa per noi importante è che ci descrive il passaggio dal metodo catartico alla psicoanalisi. La descrizione del passaggio è affascinante, scrive Freud. Inoltre, a chiunque si interessi dell'evoluzione che dalla catarsi ha portato alla psicoanalisi, non saprei dar miglior consiglio che cominciare con gli studi sull'isteria, effettuando così il cammino da me stesso percorso. E continua dicendo: d'altra parte, non ho alcun motivo che mi possa spingere a eliminare questa testimonianza delle mie opinioni iniziali. Anche oggi non considero queste come errori, ma come prime importanti approssimazioni a conoscenze acquisibili in modo più completo soltanto dopo sforzo prolungato e continuato. E aggiungo, insieme alla genialità di una mente aperta e curiosa. Freud capisce che il metodo ipnotico della dottrina catartica non è altro che esercitare una certa pressione sul malato, pressione fisica e psichica, e scopre che non ha grande effetto, e scopre che il malato ha lui il bisogno di esercitare una certa pressione sul medico. È questa la geniale rivoluzione di prospettiva che porterà alla psicoanalisi. Smette quindi di esercitare pressione sul malato e si dispone ad ascoltare ogni tipo di comunicazione pressante venga dal malato. Egli scarica la sofferenza fisica e mentale, preme perché venga accolta e non rintuzzata difensivamente. È evidente che il malato sofferente vuole arrivare ad altro. Freud scopre meravigliandosi che il paziente ha bisogno urgente di raccontare i sogni che fa la notte. Si accorge che i racconti del paziente hanno uno scarso valore euristico. Si tratta di fatti banali, soprattutto di dimenticanze, di lapsus, di battute il cui senso e il cui valore sono da scoprire, allo stesso modo del significato profondo dei sogni. Siamo finalmente alla scena di Edipo, analista, di fronte alla Sfinge, paziente. Certamente il paziente vuole che l'analista parli dell'uomo, ma in modo più completo, comprendendo anche qualcosa che va oltre la coscienza. Freud scopre il dilemma scientifico di trovarsi di fronte a un inconscio che per tradizione culturale e filosofica è inconoscibile e che tuttavia dà segni di sé proprio nelle persone malate e sofferenti. Si tratta quindi di attrezzarsi a trovare il modo di raggiungere l'inconscio conoscibile. Abbiamo quindi l'oggetto specifico della psicoanalisi, l'inconscio. Si tratta allora di trovare un metodo per raggiungerlo. Infatti è bene ricordare che la definizione esatta e precisa del metodo è il modo migliore per raggiungere uno scopo attraverso prescrizioni relative allo svolgimento di un'attività in modo ottimale al fine dell'acquisizione della certezza in campo conoscitivo. Abbiamo quindi la prima definizione del metodo psicoanalitico, un metodo che deriva da un altro metodo attraverso una trasformazione sostanziale della concezione e della tecnica della prassi terapeutica. Quindi il metodo della psicoanalisi è trasformativo. Tuttavia, se potessimo chiedere a Freud qual è il metodo della psicoanalisi,
risponderebbe, ne sono sicuro, che esso è uguale al metodo scientifico. Cercherò quindi di capire qual è il metodo scientifico che si può assimilare in tutti o molti dei suoi punti al metodo della psicoanalisi. Scelgo di seguire per scoprire gli aspetti del metodo scientifico che più mi sembrano interessanti al fine di paragonarli al nostro metodo, la psicogenesi delle scienze studiata da Piaget. Egli, attraverso la sua epistemologia genetica, considera la scienza necessariamente evoluzionistica, ma soprattutto Piaget è stato il sostenitore che è impossibile costruire una teoria soddisfacente della scienza che sia statica. Questa impresa, sempre in divenire, non può essere compresa se non attraverso una dinamica. L'epistemologia genetica è una delle prime autoapplicazioni della scienza a se stessa. Quel che interessa al mio scopo è che la scienza e quindi il suo metodo è evolutivo e dinamico. Per similitudine asserita da Freud possiamo aggiungere queste altre due qualità al metodo della psicoanalisi, evolutivo e dinamico. Un'altra autoapplicazione della scienza a se stessa è data dalla concezione scientifica di Popper. Per Popper una scienza ha un alto grado di attendibilità come tale se è possibile rintracciare una falsificabilità interna. Tuttavia, il falsificazionismo è distinto in due forme. Uno, il falsificazionismo ingenuo, per cui una scienza verrebbe falsificata mediante una esperienza, cioè quando un enunciato che esprime il risultato di un'osservazione è contraddittorio rispetto a un enunciato della teoria, che un seguace di Popper, Lakatos, critica perché non ci sarebbero esperienze cruciali che possono immediatamente far cadere una teoria. 2. Il falsificazionismo raffinato di Popper, ripreso e sostenuto da Lakatos, per cui una teoria è falsificata da un'altra teoria della stessa scienza, non da una esperienza. Da questo metodo scientifico non riesco a trovare un oggetto significativo nella stanza del metodo psicoanalitico, contrariamente ai metodi che seguono. Ad esempio, due allievi di Popper alla London School, Kuhn e Feyerabend, lo contestano e lo superano. Da Kuhn ricavo diversi oggetti di qualità del metodo, intanto attraverso il temporalismo delle scienze e dei loro metodi. Egli considera che nessuna scienza abbia un progresso lineare ma discontinuo. Lo sviluppo della scienza resta così caratterizzato da Kuhn come una successione di periodi più o meno lunghi di scienza normale con degli intervalli eccezionali di scienza rivoluzionaria. Il metodo scientifico è temporale, cioè soggetto al tempo che passa, e ciò che tiene la continuità e la memoria della scienza, e quindi il metodo scientifico riesce a mantenere una memoria nelle evoluzioni temporali di ciò che ha capito e di ciò che è riuscito a fare. Kuhn è conosciuto come l'ideatore del concetto di paradigma che ogni buon metodo scientifico deve avere e rispettare. Tuttavia, egli ha finito col ricondurlo a due tipi di paradigma. A, matrice disciplinare, come un corpo caratteristico di credenze e di concezioni che comprendono tutti gli impegni condivisi da un gruppo scientifico. Quindi, secondo quanto sto cercando, un metodo scientifico corretto ha una matrice etica, cioè una responsabilità del metodo stesso. B. Esemplari.
Durante la scienza normale si presenta la soluzione di rompicapo di problemi che attendono di essere risolti con gli strumenti teorici forniti dalla teoria accettata. Quindi un paradigma di tipo B non si limita a determinare quali siano le teorie e le leggi considerate come valide, ma determina anche quali sono i problemi e i metodi di risoluzione riconosciuti come scientifici. Feyerabend ha una posizione personale riguardo il metodo scientifico, in particolare scrive: l'idea di un metodo che contenga principi fermi, immutabili e assolutamente vincolanti come guida nell'attività scientifica si imbatte in difficoltà considerevoli quando viene messa a confronto con i risultati della ricerca storica. Nel senso che non c'è stata una norma, per quanto radicata nell'epistemologia, che non sia stata violata qualche volta, e che tali violazioni sono necessarie per il progresso scientifico e che queste violazioni si verificarono solo perché alcuni pensatori o decisero di non lasciarsi vincolare da certe norme metodologiche ovvie o perché involontariamente le violarono. L'attacco al metodo che porta avanti Feyerabend non è per squalificarlo o irriderlo, ma per arricchirlo di complessità. Il metodo non può essere virtuoso, perché, come dice Robespierre, la virtù senza il terrore è inefficace. È molto difficile e forse del tutto impossibile combattere gli effetti del lavaggio del cervello col ragionamento. Persino il razionalista più rigido sarà allora costretto a smettere di ragionare e a usare la propaganda e la coercizione, non perché alcune fra le sue ragioni abbiano cessato di essere valide, ma perché sono scomparse le condizioni psicologiche che le rendevano efficaci e capaci di influire sugli altri. E qual è l'utilità di un'argomentazione che non riesce a convincere la gente? Che interessi, forze, propagande e tecniche di lavaggio del cervello svolgano nella crescita della nostra conoscenza e nella crescita della scienza un ruolo molto maggiore di quanto non si ritenga risolto, si può desumere anche da un'analisi del rapporto fra idea e azione. Si ritiene che prima abbiamo un'idea e dopo agiamo, cioè parliamo, costruiamo o distruggiamo, ma non è così per i bambini, che prima giocano e dalla pratica del gioco si fanno un'idea e conoscono e comprendono. E l'attività iniziale di gioco è un presupposto essenziale dell'atto finale della comprensione. Lo stesso vale per lo scienziato. Quindi il gioco appartiene al metodo scientifico e quindi al metodo psicoanalitico. La scienza, e a maggior ragione quella psicoanalitica, dovrebbe occuparsi di più dei bambini. E non mi riferisco ai bambini malati o non malati che vengono usati come capi, ma a tutti i bambini, ai quali è stato tolto da questa civiltà occidentale il diritto di essere bambini e si pretende che siano adulti anche nel gioco. Certo, loro sono abili in tutti i giochi più attuali, ma lo fanno per gioco ed invece si pretende che siano già adulti nel distruggere e nello scambio commerciale. Quando tentiamo di descrivere e comprendere gli sviluppi della ricerca scientifica, in particolare quando dobbiamo descrivere una nuova scoperta, siamo costretti ad un uso arbitrario del linguaggio in uso e ad avere la propensione di inventare anche neologismi. Il metodo scientifico
è inevitabilmente pieno di neologismi. Feyerabend è contro l'empirismo. Infatti, egli scrive che se consideriamo la norma secondo cui è l'esperienza, ovvero sono i fatti o i risultati sperimentali a misurare il successo delle nostre teorie, secondo tale norma, l'accordo fra una teoria e i dati è un elemento a favore della teoria, mentre il disaccordo va a danno della teoria e forse ci costringe addirittura ad eliminarla. Questa norma è una parte importante di tutte le teorie di conferma e di convalida. È questa l'essenza dell'empirismo. Uno scienziato che desideri massimizzare il contenuto empirico delle sue opinioni e che voglia comprenderle nel modo più chiaro possibile, deve perciò introdurre altre opinioni. Feyerabend è per un metodo dialettico, ma non dialogico, anche se ha scritto un delizioso dialogo sul metodo. È per una metodologia pluralistica, in cui si mettono a confronto idee con altre idee. Quindi la conoscenza è un oceano sempre crescente di alternative reciprocamente incompatibili e forse anche incommensurabili. Ogni singola teoria, ogni favola, ogni mito che fanno parte di questa collezione costringono le altre a una maggiore articolazione e tutte contribuiscono attraverso questo processo di competizione allo sviluppo della nostra coscienza. Feyerabend ritiene che la scienza sia molto più vicina al mito di quanto una filosofia scientifica sia disposta ad ammettere. Un suo esame rivela che scienza e mito si sovrappongono in molti modi e che le discrepanze fondamentali sono il risultato di obiettivi diversi anziché di metodi diversi. Allora ho subito pensato a quanto scrive Bion. Il mito può essere considerato una forma primitiva di preconcezione ed uno stadio della pubblicizzazione, cioè della comunicazione da parte dell'individuo della sua conoscenza privata al suo gruppo. Ogni teoria scientifica deve alla fine essere rappresentata da un mezzo che faciliti la pubblicizzazione. In Cogitations, Bion definisce meglio questo concetto, per cui il mito facilita la pubblicazione, che è una componente essenziale del metodo scientifico e del metodo psicoanalitico. La cosa per me importante è che una delle funzioni principali del mito è quella per cui un individuo, attraverso un qualsiasi riferimento al mito, può avere un senso di appartenenza al proprio gruppo e quindi ricavarne una certezza di riconoscimento. Questo è molto importante nella scienza, che gli scienziati possano riconoscersi tra di loro, così come dovrebbe accadere tra gli psicoanalisti. L'ultimo oggetto della stanza del metodo che ricavo dal pensiero di Feyerabend è quello della passione. Egli afferma che il processo della ricerca scientifica non è guidato da un programma ben definito, ma piuttosto da un vago impulso, da una passione che crea le circostanze e le idee necessarie per spiegare il processo. La passione nel metodo scientifico mi fa venire in mente l'entusiasmo appassionato di Galileo Galilei quando nel 1600 venne a conoscenza del libro De Magnete di William Gilbert, non tanto per le scoperte sul magnetismo, ma per il fatto di descrivere Gilbert come fondatore
del metodo scientifico sperimentale. Questa deve essere stata musica per le orecchie di Galileo quando lesse l'opera di Gilbert. Infatti, del tutto indipendentemente dall'importanza delle scoperte che fece, il contributo fondamentale di Galileo alla nascita della scienza consistette precisamente nell'enfasi posta sulla necessità di esperimenti accurati e ripetuti per mettere alla prova le ipotesi, in contrapposizione all'antico metodo filosofico che si proponeva di comprendere i meccanismi del mondo mediante la pura logica e la sola ragione. Il metodo scientifico scoperto da William Gilbert e specificato e utilizzato da Galilei raffermava semplicemente di compiere osservazioni accurate e ripetute in diretta. Ma questo non è altro che il metodo della psicoanalisi, per cui osserviamo accuratamente e ripetutamente i pazienti in presenza. La rivoluzione scientifica è stata proprio quella di osservare da vicino e direttamente, e solo direttamente, senza i pregiudizi filosofici, i fenomeni del mondo. So bene che qualcuno potrebbe dire che anche Galileo osservava con un medium, il cannocchiale che lui stesso aveva inventato, ma è come dire che Galileo, avendo in presenza le lune di Giove, le allontanasse, costretto poi ad usare il cannocchiale per poterle osservare. Galileo però non aveva in presenza le lune di Giove, mentre invece noi sì abbiamo i pazienti in presenza e se li allontaniamo abbiamo poi bisogno di uno o più mezzi tra noi e loro per poterli osservare. Abbiamo raccolto quindi diversi oggetti nella stanza del metodo, oggetti che sono più poi qualità del metodo stesso scientifico e psicoanalitico. Il metodo che cerchiamo di definire deve essere trasformativo, evolutivo, dinamico, temporale, pluralistico, non virtuoso, in presenza e deve anche avere memoria, etica, gioco, mitopoiesi, neologismi, pubblicazione. Non basta però. Altri aspetti completano il metodo psicoanalitico. Eccegoyen afferma che ogni metodo diverso possiede materiali e strumenti propri. Ad esempio, la psicoterapia usa come materiali le lamentele oltre che i bisogni dei pazienti e come strumenti suggestione, abbreviazione, manipolazione, rassicurazione, sostegno. Molto di più della psicoanalisi, che come materiale usa principalmente le associazioni libere dei pazienti e come strumenti soltanto la chiarificazione e l'interpretazione, perché, come precisa Bibring, solo queste operano attraverso l'insight. In verità, poiché cerchiamo di correggere l'immagine del passato in questo modo, già cominciamo a operare con fattori suggestivi o di sostegno. Per essere precisi, diciamo che lo psicoanalista utilizza di fatto gli strumenti che Bibring chiama tecnici, suggestione, abbreviazione, manipolazione, senza per questo riconoscere loro un posto del tutto legittimo nel metodo. Ciò che è importante capire da queste considerazioni è che è necessario, malgrado le possibili confusioni, distinguere la psicoterapia dalla psicoanalisi per non commettere l'errore
di usare in psicoterapia strumenti della psicoanalisi e viceversa, non commettere l'errore di usare in psicoanalisi gli strumenti della psicoterapia. È necessario anche chiarire la differenza tra materiali e strumenti. Riguardo il materiale, direi che dobbiamo circoscriverlo a quello che il paziente dà con l'intenzione, conscia o inconscia, di informare l'analista sul suo stato mentale. In questo modo rimarrebbe fuori quel che il paziente fa o dice non per informare, ma per dominare il terapeuta o influire su di lui. Questa parte del discorso del paziente deve essere concepita come acting out verbale e non come materiale. È più esatto dire che il discorso contiene sempre insieme le due parti e di conseguenza le comprende entrambe. Se ogni comunicazione del paziente include questi due fattori, sarà allora parte della tecnica analitica discriminare fra quello che il paziente dà per informarci e quello che ci fa con la sua comunicazione. E questa discriminazione non cambia se quel che fa il paziente può essere trasformato dall'analista e compreso come materiale, perché la classificazione non è funzionale ma dinamica, cioè ha a che fare con il desiderio del paziente, con la sua fantasia inconscia. In altre parole, senza che ve ne sia l'intenzione, l'acting out del paziente può fornirci delle informazioni. Anche riguardo agli strumenti bisogna stabilire la stessa differenza e privare di questo carattere gli interventi dell'analista che non abbiano per finalità lo sviluppo del processo terapeutico. Questi interventi devono essere chiamati, per essere giusti, acting out dell'analista contro acting out. A questo punto non resta che presentare e confermare l'elemento più importante, fondamentale, necessario, ineludibile del metodo psicoanalitico. L'elemento che rende ogni strumento, tecnica, qualità, prassi meno importante: l'acquisizione e la trasmissione della funzione analitica, che si ricava soltanto attraverso l'analisi personale e non si può acquisire attraverso lo studio sui libri o imparando da ascolto di dotte lezioni. La funzione analitica si acquisisce soltanto attraverso un'esperienza artigianale di un rapporto profondo tra chi possiede già, per averlo ricevuto, la funzione analitica e chi ha bisogno, voglia, desiderio, disponibilità ad acquisirlo. Ma non è possibile acquisirlo per mezzo di mischiamenti, imitazioni o psicoanalisi. È perciò fondamentale che chi trasmette la funzione analitica l'abbia fatta propria in modo stabile e scientificamente accertato. Questa mia sottolineatura è dovuta a un mio studio sulla deperibilità della funzione analitica. Non basta averla acquisita, perché si può perdere facilmente e senza accorgersene. Sia per un fatto interno alla verità della funzione analitica, come precisava Freud in Analisi terminabile e interminabile, sia per un fatto naturale che ho precisato. È necessario quindi considerare la funzione analitica come una funzione mentale nuova, non esistente naturalmente nell'uomo, che la psicoanalisi crea ex novo e che è stata scoperta e messa al servizio dell'umanità da troppo poco tempo, per cui non è stata ancora registrata in modo stabile nel patrimonio psichico dell'uomo. Pertanto, la mia ipotesi è che la funzione analitica, intesa come la proprietà della mente di conoscere e modificare se stessa
tramite la relazione analitica che la crea ex novo, è deperibile. Questo fenomeno della deperibilità mette in crisi il vissuto dell'onnipotenza della psicoanalisi, sia nel paziente, sia soprattutto nell'analista, che dovrà fare i conti con un atteggiamento di umiltà, come insegna lo stesso Freud. Non avremmo il diritto di meravigliarci se alla fin fine risultasse che la differenza di comportamento fra una persona non analizzata e colui che si è sottoposto a un'analisi non è poi così radicale come vorremmo, come ci attenderemmo e come affermiamo che in effetti sia. Quindi dovremmo comportarci così come l'uomo ha mantenuto il fuoco attraverso l'umiltà di non controllare la sua perdita, ma di accettarne l'inevitabile consumo e deperimento. Inoltre lo ha mantenuto non con la costruzione di una tecnica che onnipotentemente avrebbe dovuto controllare, ma con l'accresciuta capacità degli uomini di stabilire relazioni tra loro, motivate da un obiettivo comune. Così gli psicoanalisti possono mantenere o recuperare la funzione analitica deperibile non con la costruzione di una tecnica che avrebbero dovuto controllare, ma con la consapevolezza della necessità di stabilire relazioni tra loro. È ormai certo che gli psicoanalisti non possono svolgere la loro attività psicoanalitica isolati, da soli. Allora, il fatto importante da comprendere è che la funzione analitica parte da un gruppo e dipende da un gruppo per mantenersi o salvarsi. Dipende da un gruppo nel senso che chi deve trasmettere, lo psicoanalista, deve essere formato ad acquisire la funzione analitica da un gruppo che ha il compito di mantenerla viva e vera, come un fuoco che si mantiene grazie ad un accoppiamento da cui nasca la capacità di riacquisirlo, è da un gruppo che sia in grado di salvaguardarlo e mantenerlo. È ora di rispondere al quesito posto sull'oggetto della psicoanalisi. Sono convinto che l'oggetto della psicoanalisi sia l'inconscio. Tuttavia, c'è un altro oggetto della pratica psicoanalitica che vale la pena ricordare. Questo oggetto nasce dalla relazione analitica ed è l'oggetto dell'interpretazione analitica. Scrive Bion. Gli elementi psicoanalitici e gli oggetti da essi derivati hanno le seguenti dimensioni: estensione nel campo del senso, estensione nel campo del mito, estensione nel campo della passione. Un'interpretazione non può essere considerata soddisfacente se non illumina un oggetto psicoanalitico e quell'oggetto deve al momento dell'interpretazione possedere queste dimensioni. In altre parole, quando l'analista dà un'interpretazione, deve essere possibile all'analista e all'analizzando vedere che ciò di cui egli parla è udibile, visibile, palpabile o odoroso in quel momento. Tutto ciò è più evidente se si segue la trasformazione operata da Corrao, e cioè modificare il campo del senso in quello della memoria. Infatti ricorda Corrao che i sensi hanno un'importanza notevole per la memoria, che tuttavia compie un'operazione ricategorizzante di dati sensoriali memorizzati in connessione ad una intenzionalità. Nella nostra mente non ci sono ricordi specifici, ci sono solo i mezzi per riorganizzare impressioni passate. I ricordi non sono fissi, ma sviluppano costantemente generalizzazioni, ricreazioni, costruzioni del passato. Il ricordo è una ricostruzione
o meglio una costruzione immaginativa e affettiva. Sin dagli inizi, la psicoanalisi pratica ha impiegato le sue tecniche al fine di giungere all'amplificazione della coscienza attraverso la liberazione e la mobilizzazione delle memorie scomparse o cancellate, dei ricordi pietrificati e sepolti, operando nel senso di rendere permeabile, nei limiti del possibile, la barriera di contatto esistente tra gli stati o strati inconsci della mente e quelli consci e o viceversa. La seconda dimensione dell'oggetto analitico è quella del mito, che è strettamente collegata al sogno e alla fantasia. Dio definisce componente come sé le mitologie personali che sono indispensabili al procedimento scientifico analitico. Per me la creazione del mito personale o della coppia analitica o del gruppo rappresenta la possibilità di ritornare dall'Ade dopo esservi stati e avere visto, tornare per raccontare. La fantasia, la poesia, il mito, il sogno rappresentano il biglietto di ritorno da un viaggio all'inferno. Rappresentano la libertà del ritorno dall'inconscio o dal rimorso. Si pensi alle leggende metropolitane, che rappresentano il racconto dei livelli inconsci delle città rispetto all'agito alienante e violento del vivere in città. Un'altra caratteristica del mito è rappresentata dalla sua proprietà trasformativa unificante, che è quella operazione connettiva e collettiva che è poi la funzione creatrice del senso comune nel singolo come nel gruppo. Il mito quindi come mitopoiesi. Per quanto riguarda la terza dimensione dell'oggetto analitico, preferisco sostituire il termine passione con quello di affetti, perché passione ha per me un significato specifico all'interno del campo degli affetti, così come i sentimenti e le emozioni. Credo che un modo corretto di concepire gli affetti sia in relazione alla teoria delle trasformazioni. Gli affetti sono trasformazioni delle pulsioni, è la perturbante definizione di Freud. Scrive Corrao che a partire dalla teoria delle trasformazioni è stato dato rinnovato interesse allo studio della dinamica e della cinetica dei fenomeni affettivi. La psicoanalisi è stata attratta sempre più dalla intenzionalità piuttosto che dalla estensionalità e per gli aspetti comunicazionali degli affetti e per il loro potere di influenzamento interattivo. Per queste sue caratteristiche, l'interpretazione dell'oggetto analitico non può che essere motivata in direzione della pensabilità, intesa come invenzione, creazione, opzione diversa rispetto all'agire, liberazione dalla schiavitù del dover negare o agire gli affetti, tentativo di creare le condizioni per l'incontro, o meglio lo scontro con il pensiero, perché l'immissione del pensiero sull'azione è sempre drammatico, mai dolce. Per studiare l'oggetto analitico e descriverlo, per interpretarlo ed innanzitutto per pensarlo, dobbiamo riferirci alle leggi della complementarietà e della indeterminazione. Vale a dire che l'oggetto analitico, l'oggetto dell'interpretazione analitica, non può essere l'oggetto pensato, ma l'oggetto pensabile. Ed è per questo che affermo che il vero oggetto della psicoanalisi, accanto all'inconscio, è la pensabilità. Chi è il responsabile del pensiero? Ma questo interrogativo apre un nuovo e diverso problema collegato alla pensabilità, la dimensione etica. Quindi l'oggetto psicoanalitico
si estende anche nel campo dell'etica, come una quarta dimensione, dalla quale bisogna tener conto nell'interpretazione, nel senso che bisognerebbe astenersi dall'interpretare un oggetto psicoanalitico se non è certo o individuabile il responsabile o i responsabili di quell'oggetto creato dalla situazione analitica. Non resta che rispondere all'ultima domanda sugli inconsci. Per me è chiaro che esistono diversi inconsci. Prima di tutto l'inconscio rimosso o inconscio conoscibile. E non ha molto senso chiamarlo inconscio dinamico, perché ogni concezione, ogni teoria, ogni pensiero tecnico ogni pensiero clinico di Freud si basa sulla psicologia dinamica, anche quando accenna all'inconscio non rimosso. Così viene chiamato l'inconscio irraggiungibile, perché costituitosi nei primi periodi della vita, quando non esiste ancora un apparato per pensare e quindi è impossibile una memoria rappresentativa. Tuttavia, il raggiungimento dell'inconscio non rimosso è una meta della ricerca psicoanalitica avanzata attuale. Peccato che sembra sia smarrita sotto silenzio la ricerca avviata da Mauro Manci, che scriveva a proposito del ruolo che avevano nella creatività la memoria implicita e l'inconscio non rimosso. Ma esistono altri inconsci. La mia ricerca sulla psicoanalisi di gruppo mi ha portato a stabilire che se si vuole parlare di psicoanalisi si deve parlare inevitabilmente di inconscio. E se si parla di gruppo si deve parlare di inconscio di gruppo. Ma non basta, perché bisogna dimostrare che esista l'inconscio di gruppo o gli inconsci di gruppo. Il gruppo è uno strumento particolarmente utile a studiare l'inconscio. L'analista nel gruppo è più libero di osservare e di occuparsi del livello inconscio, perché al resto la terapia e l'ascolto attento delle comunicazioni fattuali ci pensa il gruppo stesso. Infatti il gruppo sa autocurarsi ed è capace di dare attenzione ai problemi reali esterni e a provvedere da sé a rassicurare l'ansia realistica. L'analista invece può dedicarsi all'ascolto del metalinguaggio, ascolto dell'ascolto, delle relazioni intrapsichiche e intragruppali. Può individuare, riconoscere e seguire i gruppi assenti, riconoscere e analizzare i sogni del gruppo, oltre alle dinamiche proprie dei gruppi come gli assunti di base. La ricerca della psicoanalisi di gruppo, condotta da me da quasi 40 anni ed iniziata con una supervisione coraggiosa di Corrao, non più di un gruppo esperienziale, ma di un gruppo terapeutico psicoanalitico, è proseguita con una sperimentazione clinica di 2 gruppi pluritrentennali, ha 2 principi di base totalmente rientranti nel metodo psicoanalitico. Uno è la concezione di un insieme autonomo di parti separate. Ne chiarirò l'importanza globale tra poco. E il secondo principio è la constatazione dell'esistenza dei gruppi interni che sono sempre presenti nella vita di ogni essere umano. La prima idea di questo assunto l'ho ricavata dall'ascolto di un lavoro di Aldo Costa sulla presenza di un gruppo interno costituito dai suoi pazienti. Ritornando al discorso sull'inconscio di gruppo, bisogna stabilire: se il gruppo è considerato un insieme aggregato di singoli, allora l'inconscio del gruppo è descritto come l'insieme degli inconsci dei singoli. Se invece si ritiene che il gruppo sia un'autonoma entità psichica diversa
dalla somma dei singoli, allora l'inconscio di gruppo è da ricercare in un sistema altro, diverso da quello dei singoli, ma non completamente staccato da essi. Ogni individuo che entri a far parte di un gruppo porta con sé dei gruppi interni derivanti dalle proprie esperienze di vita che avranno una componente conscia e una inconscia. Quindi l'inconscio dell'analista del gruppo e l'inconscio dei gruppi assenti dei partecipanti costituiscono il patrimonio inconscio non rimosso del gruppo. Poi c'è l'inconscio rimosso, che si va costituendo nell'esperienza quotidiana di quel piccolo gruppo. I sogni raccontati dai singoli partecipanti attingono dall'inconscio individuale del narrante, ma in misura maggiore dall'inconscio del gruppo, cioè determinato ancor più dal fatto che il sogno del singolo viene dal gruppo lavorato come sogno del gruppo, attraverso sovrapposizioni, condensazioni, ampliamenti, spostamenti creativi non interconnessi. Le manifestazioni cliniche della presenza e attività dell'inconscio di gruppo sono molteplici. Accennerò ad una forma consueta anche per l'inconscio dell'individuo: la rimozione. Ci sono nel gruppo delle situazioni istantanee o costruite nel tempo in cui tutti finiscono col concordare di aver capito un preciso fatto gruppale con chiarezza e sicurezza, ma dove si annida una sorda opposizione della coscienza del gruppo. Capita che col tempo questa convinzione comune su un fatto comune si dimentichi e il gruppo si dibatta tra incertezze di acquisire un convincimento, ma quando il conduttore analista interviene: ma avete dimenticato che su questo fatto eravate tutti d'accordo? Il gruppo, sorpreso, riconosce di aver dimenticato una convinzione comune che quindi era stata rimossa dalla coscienza e posto nell'inconscio comune. Il gruppo comunque, se ha un inconscio proprio, deve anche avere una psiche propria, alla quale l'inconscio appartiene. Anche in questo caso è necessario reperire la prova della sua esistenza, la quale si può ricavare dalla presentazione dell'esistenza di tutte le funzioni proprie di una psiche, anche per la psiche di gruppo. Tra queste accenno alla funzione gamma descritta da Corrao, la quale, similmente alla funzione alfa dell'individuo, è capace di trasformare le sensazioni o le emozioni del gruppo in pensieri e sogni del gruppo stesso. Esistono anche le difese proprie del gruppo, sia quelle irrazionali, denominate assunti di base, sia le difese proprie dell'io gruppale, così pure le resistenze del superio e dell'esse gruppale, come del conscio e del preconscio del gruppo. Tutto quanto detto a proposito della psicoanalisi di gruppo vale allo stesso modo per la psicoanalisi della coppia. Anche questa ha un inconscio di coppia autonomo dagli inconsci dei singoli, e anche la coppia ha quindi una propria psiche con tutte le proprietà di una psiche autonoma. Qui posso solo accennare al sistema complessivo della psicoanalisi dell'individuo, della coppia, del gruppo. Dirò soltanto che l'analista che riesce ad avere introiettato tale sistema complessivo si troverà avvantaggiato nei primi colloqui con i pazienti, perché avrà chiara la visione interna del paziente e sarà in grado di cogliere le sofferenze distinte legate alla psiche individuale o a quelle delle coppie interne o a quelle dei gruppi interni del paziente. La scoperta della possibile creazione in piccoli gruppi si può applicare a tanti aspetti della vita.
Ad esempio, la dichiarata confusione tra le tante teorie diverse dai diversi autori psicoanalitici, che è rappresentata come un danno e un pericolo per la psicoanalisi, si può trasformare in una ricchezza propria della psicoanalisi se applicassimo anche in questo caso la possibilità di trasformare la molteplicità divisiva in un gruppo interno costituito da tutti gli autori studiati e interiorizzati, che vive in una dinamica gruppale arricchente la mente dell'analista che riesce a realizzarla. Un altro esempio è dato da questo mio lavoro, in cui ho voluto rappresentare un gruppo di voci di tanti miei personaggi interiorizzati, compresa la mia voce, che discutono in un dialogo gruppale sul metodo. Desidero concludere con un'analisi approfondita della concezione propria del piccolo gruppo psicoanalitico. Esiste una capacità teoretica e pratica propria della psicoanalisi che è evidente nel gruppo, ma che è presente in alcune scoperte fondamentali di Freud e che ha una origine nobile in Hegel. Il principio base del piccolo gruppo, secondo la concezione psicoanalitica, è quello per cui un gruppo analitico è un intero autonomo rispetto all'insieme composto dalla somma dei partecipanti. Per questo possiamo parlare di inconscio di gruppo, di psiche di gruppo, di funzioni analitiche proprie del gruppo. La realizzazione di tale capacità di concezione del gruppo ha delle conseguenze significative nell'ambito della conoscenza e della terapia trasformativa. Freud ha scoperto la presenza di un primario e normale narcisismo nell'individuo per la necessità di condurre svariate pulsioni a numero ridotto, cioè la necessità di riunire le pulsioni parziali in unità identitaria dell'io. Le conseguenze del mantenimento delle pulsioni parziali portano alle formazioni perverse, laddove l'unità del narcisismo primario dell'io consente la realizzazione di una sessualità che attraverso il processo di maturazione porta alla sessualità pregenitale, alla sessualità matura al servizio della genitalità. Così pure, in ambito collettivo, esiste un narcisismo primario di comunità specifiche in grado di riunire i narcisismi particolari delle piccole differenze in una unità autonoma. Hegel, nella prefazione alla fenomenologia dello spirito, si occupa di capire e precisare le basi dell'intero, che per lui corrisponde alla verità e all'assoluto, che sono però molto relativizzati. Allora, la posizione del falso diventa essenziale alla posizione del vero. Il falso entra così nella costituzione del vero come un suo momento, anche se Hegel dirà come un momento totto. Per Hegel il falso entra come totto nella costituzione del vero. Tutto ciò appartiene allo spirito dell'inquietudine di cui parla Hegel nella fenomenologia dello spirito. L'assoluto è il risultato di un processo di unificazione che avrà come conclusione l'intero, che contiene anche il processo, cioè l'unificazione. L'unità non è in sé divisibile perché è semplice, ossia elementare. Di contro, l'unificazione, valendo come una relazione, si costituisce come un composto. La differenza consiste nell'essere l'intero autonomo e l'insieme unificato no, essendo condizionato da tutti gli interessi particolari dei singoli componenti.
Tuttavia, le due forme dell'intero e dell'unificato non possono esistere contemporaneamente, ma in momenti successivi. L'intero è autonomo e ha la necessità di produrre costruzioni nuove, produttrici di miglioramenti e di benessere, esattamente come in fisica fa l'atomo, che può essere visto come composto o come autonomo capace di costruire, insieme ad altri atomi, una molecola che in chimica può essere analizzata come composta o come autonoma capace di costruire organi. Se riportiamo tutto questo sul piccolo gruppo psicoanalitico, significa che possiamo considerare il gruppo come un insieme di persone oppure un'entità psichica autonoma, capace di produrre trasformazioni e benessere. È necessario però capire quale meccanismo o funzione psichica sia in grado di trasformare un insieme composito in un intero. E questa capacità è data dalla funzione ponte del mito, cioè la potenzialità del mito di rapportare dinamicamente il tutto con la parte. Se poi portiamo tutto questo su un piano sociale, possiamo capire l'importanza per qualsiasi società, compresa la società di psicoanalisi, di poter basare la propria struttura di base sui piccoli gruppi psicoanalitici. Pensiamoci. Grazie. Grazie Riccardo. In modo da poter dar spazio a maggior numero di interventi e riuscire anche a restare più o meno nei tempi che ci siamo prefissati. Chi di voi vuole intervenire? Sarebbe utile utilizzare il segnale che c'è giù, le reazioni con la manina che si alza, altrimenti essendo tante le pagine dei partecipanti io non vedo chi vuole intervenire. Giuliana Campanella, accendi l'audio. Sì, le cose da dire e da chiedere sono davvero tantissime perché è uno scritto davvero molto interessante. Mi aveva molto colpito perché non se ne parla mai, a proposito della funzione analitica, il concetto di deperibilità della funzione analitica. A me sembra che sia molto molto interessante e che merita una riflessione e un confronto, perché proprio mette in crisi l'onnipotenza dell'analista e sembra che si raggiunga una meta e che sia valida una volta per tutte e per tutta la vita, mentre invece non è così. E un tempo i nostri maestri si sottoponevano vicendevolmente a fasce di analisi, cosa che noi pensiamo che oggi non sia più necessario. Ecco, a me sembra che sia molto interessante questo concetto, mi piacerebbe approfondirlo con voi. Grazie. Poi ci sono tantissime altre cose, insomma, ne ho scelto soltanto uno per dare... E poi l'aspetto della passione nel metodo che mi sembra molto interessante, la passione, il motore che spinge il tutto, ecco.
posso semmai dire qualche altra cosa, ma intanto voglio lasciare spazio agli altri perché siamo davvero tantissimi stasera. Grazie. E volevo chiedere un'altra cosa che mi sembra che ho scritto, ho sottolineato, quando sottolinea o scrive in grossetto all'inizio in presenza, mi chiedevo se in senso lato o in presenza significa proprio quello che noi intendiamo oggi in presenza a differenza dal remoto. Ecco, la persona in presenza con la sua corporeità, con la sua sensorialità, gli odori, eccetera. Ecco, mi chiedevo se si riferiva a quello che si è sempre fatto prima della pandemia, ecco, oppure se era un modo di dire indipendentemente. No, esattamente quello. Esattamente Come... quello che si è sempre fatto. Ah, esattamente. No, perché siccome ieri sera mi sono connessa con Diana Norsa e Ronny e si parlava del remoto, io ho detto, non so se sono l'unica in tutta la società psicanalistica, ma penso di no, ma non ho mai lavorato da remoto. Durante il lockdown ho rispettato il tempo dell'attesa, i pazienti mi hanno aspettato e dato che è una cura che si basa sulla parola, ho dato la disponibilità di parlare eventualmente al telefono, ma non è una cura che si basa sull'immagine. Ecco, quindi proprio ieri sera... Anche quella è al remoto. Come, scusa? Anche quella non è in presenza. Certamente, ma ho dato la disponibilità, ma nessuno mi ha mai chiamato. Hanno atteso 2 mesi come della separazione estiva. Quindi è stato concordato e sono stati felici di non essersi connessi con me. Chi vuole intervenire? Angelo Garigliano. L'audio, bisogna accendere l'audio. Sì. Adesso mi sentite? Benissimo. Invece Sì. Giuliana, lo puoi spegnere? Ah, certo, scusa, certo. Aspetta, disattiva, eccolo qui. Sì. Innanzitutto volevo dire a Giuliana Campanella che anche io ho lavorato esclusivamente in presenza, perché penso che la psicoanalisi sia questa. E poi volevo chiedere al dottor Romano, perché mi sembra che il suo riferimento al fatto che sono importanti i piccoli gruppi e che proprio nei piccoli gruppi ci può essere il mantenimento della funzione analitica, penso che ci sia stato un riferimento al fatto che all'interno della società psicoanalitica italiana bisognerebbe lavorare con piccoli gruppi o con centri che prevedano dei piccoli gruppi di lavoro. Perché mi sembra importante questo, ma volevo chiedergli soprattutto che cosa intende col fatto che all'interno dei piccoli gruppi che è più facile mantenere la funzione analitica. Qual è la funzione, qual è lo strumento che poi consente? L'idea che si possano costituire piccoli gruppi all'interno di una società è data dalla possibilità appunto di costruire un insieme di relazioni di piccoli gruppi, per cui la base sono i piccoli gruppi, che hanno questa caratteristica che ho cercato di descrivere, questa particolarità che ho cercato di descrivere con il riferimento a Hegel del rapporto tra intero e unificato. Il piccolo gruppo noi lo consideriamo come un'entità autonoma e nello stesso tempo è un insieme di persone. Questa caratteristica è particolare ed è particolare secondo me dalla psicoanalisi, a partire da Freud, che costituiva un'unità nel narcisismo primario
dalle pulsioni parziali. Quindi c'è un'operazione di un insieme che diventa intero e che ha funzioni, comportamenti e risultati diversi. Questa è una condizione del tutto particolare, che è molto arricchente, perché consente appunto in questo modo di creare delle relazioni con altri gruppi, di non perdersi in una massificazione che nei larghi gruppi o gruppi di massa molto allargati si tende a introdurre un altro tipo di psicologia, che è quello della massificazione, della massa, della folla, che ha un altro modo di funzionamento psichico, che è molto meno arricchente di cambiamenti, di progettazioni nuove, di possibilità di realizzazioni. Io questo credo che per esempio chi è organizzatore dei centri della psicoanalisi vede la differenza, che nei grandi centri poi si disperde l'unità, si disperde il lavoro, l'interesse, la partecipazione, si tende a disperdere. E nei piccoli centri invece c'è forte sempre più un'unità e quindi un modo di lavorare continuativamente in modo costruttivo, trasformativo. Per questo ho proposto questa, pensiamoci su questa cosa, che mi sembra una condizione del tutto particolare. Monica Conte. Sarò rapidissima proprio su questo aspetto dei piccoli gruppi interni all'istituzione psicoanalitica. In fondo ci sono tutta una serie di piccoli gruppi, no? Sia nazionali che locali, gruppo per un tema, gruppo di studio, gruppo... Ma se io non ho capito male, spero di non aver capito male, il dottor Romano fa riferimento a gruppi psicoanalitici, quindi diciamo con un'altra struttura di funzionamento. E allora, se così fosse, mi farebbe piacere un approfondimento su questo specifico aspetto, no? Non i gruppi che già ci sono, no? Nei centri, gruppo cinema, gruppo questo, gruppo corpo, gruppo nazionale su un tema o sull'altro, ma sul gruppo psicoanalitico, cioè quale sarebbe l'idea di fondo? Sono due cose diverse. Appunto. C'è il piccolo gruppo psicoanalitico, che è quello della terapia, che persone si riuniscono e attraverso un metodo particolare psicoanalitico si curano. E i piccoli gruppi di cui parlavo, traendo occasione dall'esperienza del piccolo gruppo psicoanalitico, è quella di utilizzare questa particolarità del piccolo gruppo, che contemporaneamente presenta queste due facce, due condizioni dell'essere intero e unificato. Non può esserlo, tu dici Hegel, contemporaneamente, ma in fasi successive, immediatamente dopo, ma che l'alternativa e in ogni caso la costruzione e la differenziazione di queste due cose consente di utilizzare l'intero in modo particolare in certi momenti in cui è necessario un cambiamento, una trasformazione, eccetera, che naturalmente viene usata a partire, questa idea l'ho avuta a partire dal piccolo gruppo psicoanalitico terapeutico.
Ma sono due cose da distinguere. Quello è un allargamento che faccio utilizzando questo fenomeno per me del tutto particolare, di tipo psicologico. Non so se ho risposto. No, sì, ha risposto, nel senso che diciamo, la differenza era comprensibile. Pensavo al fatto che il piccolo gruppo non condotto psicoanaliticamente forse rischia di produrre più parzialità che poi interi, no? Più filiazioni che non integrazioni, no? E allora forse ci vorrebbe veramente una diciamo, presenza di piccoli gruppi psicoanalitici, con una conduzione psicoanalitica. No? Sì, l'idea è stessa degli esempi che facevi, che c'è. Anche io ho costituito dei gruppi di studio sui miti, sull'etica, sulla psicoanalisi di gruppo adesso, e dimostra che c'è questa spontanea necessità di riunirsi in piccoli gruppi e non disperdersi in grandi gruppi. Nei grandi centri psicoanalitici si verifica questo fenomeno, appunto, che si cerca poi di costituire piccoli gruppi di studio, gruppi di supervisione, di clinici, come esigenza particolare, evidentemente non riuscendo ad ottenere la stessa cosa, restando all'interno del grande gruppo. E ci sarà qualche motivo per questo. Alberto Semi. Devi mettere l'audio. Eccoci. Ecco. Beh, intanto grazie della relazione, ovviamente Riccardo è stata molto complessa e non è, ha tantissimi spunti, ma io volevo fare una domanda diciamo da non gruppologo, come sai che io sono, no? E quindi chiederti, c'è una parola che è stata sempre assente nella tua relazione, ma che era presente dentro di me, e allora te la chiedo. Cioè, la famiglia è un piccolo gruppo e che rapporto c'è tra la famiglia e la famiglia, diciamo, naturale e il piccolo gruppo psicoanalitico? La famiglia è un gruppo naturale. E la cosa si vede poi dal fatto che ogni individuo ha dei gruppi interni. Tra questi gruppi interni il gruppo familiare o i gruppi familiari, nel senso che come tutti gli oggetti interni, il gruppo interno famiglia ha vari momenti, vari aspetti, varie condizioni e sono però gruppi interni e la famiglia quindi è un gruppo interno o è di fatto un gruppo naturale. L'applicazione della psicoanalisi al gruppo famiglia, secondo me, si può fare se si segue il metodo psicoanalitico, cioè se si rintraccia l'inconscio di questa famiglia, si lavora sull'inconscio di questa famiglia, sulla psiche di gruppo di questa famiglia. E se si ricercano tutti i dati necessari per poter parlare di una psiche unitaria della famiglia, allora si può lavorare. Senza questa osservazione dell'inconscio della famiglia, del lavoro sull'inconscio, non è più psicoanalitico, secondo me. Può essere psicoterapico, può essere altro. Se si vuole, secondo me si può fare, però
con l'accortezza, così come a proposito della coppia. C'è la coppia naturale e si può applicare la psicoanalisi alla coppia naturale se si cerca l'inconscio della coppia, la psiche della coppia. Come a proposito di questo mi dai lo spunto per dire che chi volesse approfondire la conoscenza, il mio pensiero sulla psicoanalisi della coppia, io il 4 marzo farò un webinar e chi è interessato si può iscrivere. La locandina del programma è sul sito del napoletano di psicoanalisi. E quindi dico, sì, anche la famiglia potrebbe essere un oggetto della psicoanalisi, se rientra però nel metodo psicoanalitico. Mm-hmm. Cioè dici, se si riesce a costituire questa immagine di un gruppo unificato o in via di unificazione o di possibile unificazione, per il quale si può concettualizzare un'idea di inconscio di gruppo. Sì, si deve rintracciare l'inconscio della famiglia. Rintracciare e lavorare su questo. Che sia poi un gruppo dinamico è evidente. Certo. Anche quello della famiglia ha entrate, uscite, Certo. Ha, diciamo, dinamiche feroci, dinamiche costruttive. E che però se si vuole applicare la psicoanalisi anche alla famiglia, secondo me si deve stare attenti a ricercarne l'inconscio e tutti i derivati dell'inconscio, lavorare su questi, e così anche la psiche, tutti gli elementi della psiche unitaria che c'è, se c'è nella famiglia, perché potrebbe anche non esserci. Ah, ecco. Grazie. Figurati. Grazie a te. Se posso, interverrei io. Mescolando due cose. Una, tu parli di mito e di mitologia. Freud disse che la nostra metapsicologia è la nostra mitologia. E lui si è servito di questa mitologia per spiegarsi, per tentare di spiegarsi i fenomeni che incontrava e anche per aggregare quel gruppo che, come dicevi, può essere unito da un mito. In questo caso mi domando, la mitologia intesa come metapsicologia è un elemento che può funzionare per lo scopo che tu intendevi? Però a questo aggiungo un altro interrogativo che in una certa misura complica la faccenda. Freud, ad un certo punto del suo percorso, ha sentito la necessità di passare da una concezione centrata sull'inconscio e la scoperta dell'inconscio, spostandosi nella direzione di ipotizzare in modo nuovo l'apparato psichico, da cui la seconda topica. Tu alla fine del tuo lavoro, quando parli dei gruppi, sostanzialmente dici che c'è un'unità tale nel gruppo da costituire un apparato psichico di fatto di gruppo. Allora, io riesco ad arrivare fino a dove si parla di inconscio di gruppo, ma tu ci stai proponendo di fare un salto, che è esattamente quello che ha fatto Freud, quando è passato dalla prima alla seconda topica. Ma se noi usiamo, diciamo, l'idea della seconda topica, e cioè parliamo anche di un S di gruppo, e non di un inconscio, credo che si aprano
delle prospettive di pensiero, di ricerca, di elaborazione estremamente complesse, innovative e anche potenzialmente molto fruttuose, perché se Freud ha avuto bisogno di inventare l'ess per immaginare l'intreccio, i primi gradi dell'intreccio psicosomatico, e quindi per studiare i modi in cui il funzionamento della coscienza e dell'inconscio attinge al funzionamento del corpo, parlare di ess di gruppo, da parte tua che hai appena sottolineato l'importanza della presenza con i corpi, pone un grande interrogativo. Che cosa significa fino in fondo l'ess di un gruppo, di una coppia, di un piccolo, di un grande gruppo? Cioè, vabbè, io fantasticherei, No, ma lascio a te la parola. è molto interessante quello che dici, che come dici tu stesso apre un'infinita possibilità di ricerche. Io, se possiamo, insomma, quando ad un certo punto dico, con la psicoanalisi, se si parla di psicoanalisi, si deve parlare di inconscio. Però se si parla di gruppo, si deve parlare di inconscio di gruppo. Ora, si deve però dimostrare che c'è un inconscio di gruppo, come ho cercato di fare nel mio libro, dimostrare in 37 anni di sperimentazione. Però ad un certo punto mi sono chiesto, ma questo inconscio dove sta? In aria? È distribuito tra gli altri? Allora gli inconsci dei vari partecipanti, ma l'inconscio di gruppo dove sta? Ha bisogno di una psiche. Ogni inconscio esiste perché sta in una psiche, non è che può stare nel paradiso. E allora si deve provare a trovare che esista una psiche di gruppo. E questa è stata un'altra mia ricerca, che ho cercato di mostrare partendo dall'idea. Io dico, per esempio, ecco, vi dico questo, con Corrao questa era una differenza. Lui non credeva che si potesse parlare di psiche di gruppo. Però lui stesso ha portato avanti una forma fondamentale, un principio fondamentale della psiche, che è la funzione gamma, che è come la funzione alfa, che è quindi una funzione proprio psichica particolare del gruppo. E quindi insomma si doveva trovare anche questo, ho cercato di farlo, si deve trovare anche il modo. A proposito di essere di corpo del gruppo, non mi sono potuto soffermare, ne ho accennato forse nel mio libro, ma è straordinario l'esperienza di vedere come fenomeni corporei nel gruppo si spostano così facilmente tra i partecipanti che c'è da chiedersi, ma questo fenomeno corporeo di chi è? Fenomeni corporei proprio di disturbi, di malattie, di vari fenomeni corporei, insomma. E allora, certo, c'è da capire, da scoprire, da ricercare se è possibile razionalizzare tutto questo in qualche cosa di più preciso. Questo spero che i giovani si interessino a questo. Nel dare la parola a Gemma Zontini, io aggiungerei solo il disegno che fece Freud nella lezione 31 è aperto sotto. Io ho sempre pensato che quell'apertura sotto, quando lui disegna l'apparato psichico, diciamo, come un uovo, quell'apertura sotto rimanda a questi fenomeni
e alla materia in generale. Però certo, è molto interessante. A proposito, mi veniva in mente l'inizio del tuo intervento in cui parlavi di mitologia. E ricordo che nel 1932 Freud, scrivendo con Eisenstein è un altro straordinario libro che ho letto ora e non ho potuto introdurre nel mio lavoro. C'è un libro che è uscito ora di Eisenstein e la psicoanalisi, in cui si parla del metodo dell'arte. Comunque, Freud ricorda ad Einstein, guarda che le cose, noi stiamo costruendo delle mitologie e ci basiamo su di esse per portare avanti le nostre ricerche scientifiche. Gemma, a te la parola. Sì, intanto ringrazio anche io Riccardo perché è una relazione che ha dato molti spunti di riflessione. E uno, per esempio, mio, è che mi pare che si debba fare una distinzione e forse Riccardo fa una sostituzione che è molto interessante tra esperimento ed esperienza. Io penso che mentre l'esperimento ha una quota di percettibilità e ripetibilità, l'esperienza, che è quella che noi osserviamo più che altro in campo analitico, invece non c'ha questa quota. In altri termini, noi abbiamo a che fare con dati esperienziali che non possono essere ripetuti per definizione. La psicanalisi è un metodo singolare, come ci ricorda anche Lacan, e deve riportare ad una singolarità, deve favorire una singolarità. Non possiamo trattare pazienti analitici come tratteremmo un paziente chirurgico, per esempio, in cui invece al contrario la ripetibilità dell'esperimento è essenziale, tant'è vero che viene ripreso nelle linee guida che noi non abbiamo, non potremmo avere e persino non vorremmo avere. Però io mi chiedo, questa sostituzione, a mio avviso necessaria, del nostro dato esperienziale di partenza, da esperimento appunto ad esperienza, che ricadute ha sul metodo? Riccardo ci ha più volte proposto riflessioni sul metodo richiamando il metodo scientifico. E io dico giustamente, perché anche io ho l'idea di una psicanalisi come scienza. Naturalmente io a mio modo, Riccardo nel suo. Però come facciamo ancora a parlare di scienza se noi sostituiamo al dato sperimentale, ripetibile, un dato esperienziale, singolare e soggettivo per definizione? E questa è una prima questione che pongo a me, pongo a voi, pongo a Riccardo naturalmente. Faccio ancora un passo più indietro. Che cos'è un dato in psicanalisi? Generalmente il dato della scienza è un dato disaggregato, è un dato semplice, è un dato in un esperimento, in un'esperienza di vita. Disaggreghiamo un dato, Newton sta sotto l'albero, gli casca in testa la mela. Lui disaggrega il dato della cascata in testa della mela dal tempo meteorologico, dal fatto che lui ci stava sotto, la mela sarebbe caduta anche se lui non ci stava sotto, dal fatto che c'è un prato o che c'è del cemento sotto, dal fatto che sta in Inghilterra e avrebbe potuto stare ai tropici, no? Per la scienza è necessario disaggregare i dati. Ora, la psicanalisi è un metodo di analisi, quindi scinde, quindi dovrebbe disaggregare i dati, ma in realtà le si presenta sempre davanti un dato aggregato, perché il dato che le si presenta è un dato incluso nel vivente e la vita del vivente non può essere disaggregata oltre un certo livello. Sappiamo che per apprendere l'anatomia la dovremmo apprendere da cadavere, dovette essere disaggregata dalla vita. Allora mi chiedo, qual è il dato con cui la psicanalisi si confronta? E me lo chiedo perché un dato c'è, perché un altro ci deve stare per forza, perché un altro aspetto del metodo scientifico, cui Riccardo si richiama, e si richiama anche richiamando Feyerabend, che è una cosa molto importante perché Feyerabend sostiene Ordnung ist heutzutage meistens der Orthogonismus ist.
l'ordine è più o meno là dove non c'è nulla. Esso è un fenomeno di assenza, che è stata una rivoluzione abbastanza importante. Ma dico che comunque la scienza si riferisce, deve essere generalizzabile. E Freud ci teneva, lo sappiamo. Freud prendeva i dati aggregati dei suoi pazienti, in qualche modo aveva un metodo per scinderli in dati semplici, libere associazioni, attenzioni liberamente fluttuanti e interpretazioni. E arrivava a un dato semplice o più semplice e diceva: questo è il complesso di Edipo, e lo generalizzava naturalmente. Ora, la generalizzazione anche questa si fa generalmente sui grandi numeri e noi lavoriamo su piccoli numeri. Allora ci vuole quello che dice Riccardo, la pubblica azione. Ma sappiamo bene dalle pubbliche azioni quanto spesso noi non ci troviamo. E allora, come è che Riccardo dice un metodo scientifico? E io sono d'accordo, io per i miei versi, evidentemente Riccardo per i suoi. Come fa Riccardo a dire è un metodo scientifico? L'ho capito, però mi farebbe piacere che Riccardo partisse dalla sua esperienza, ci spiegasse la sua esperienza, esperienza attraverso la quale salta l'esperimento e prende solo l'esperienza, disaggrega il dato che gli interessa e lo generalizza. Ho finito. Sì, ti rispondo con il discorso sulla psicoanalisi di gruppo, che ho fatto questa operazione che tu chiedi, perché il dato scientifico in questo caso è dato dal fatto che, per fortuna, c'è un gruppo che mi segue e che sta ripetendo, e questo è il dato scientifico, quando una ipotesi la teorizzi, la sperimenti e ci sono altri che la possono riprodurre. Allora ci sono dei colleghi che stanno sperimentando di applicare il metodo di psicoanalisi di gruppo che io ho proposto, esattamente rispettando questo e studiando questo con delle supervisioni settimanali da più di 8 anni, 10 anni, non lo so, aiutatemi voi a ricordare, e che quindi stanno portando avanti, stanno riproponendo, utilizzando il metodo che io ho proposto su dei pazienti, lo stesso metodo per ottenere dei risultati terapeutici, diciamo, di cambiamento, di trasformazione. Quindi questo è il dato, secondo me, più importante di una sperimentazione, perché se una sperimentazione resta in se stessa, non produce nulla di certo. Questi tentativi di applicare lo stesso metodo da più persone in più gruppi, che applicando accuratamente ed è disaggregando. Di fatto, quando noi facciamo clinica, disaggreghiamo. Quando facciamo la supervisione analitica, significa che ogni parola, ogni intervento, può essere isolata e messa in rapporto, come facciamo noi, con altre cose. E che significa analizzare, disaggregare e poi ricomporre in modo diverso, per esempio. È quello che succede continuamente nei gruppi terapeutici, in cui le persone che partecipano si scambiano delle cose che sono poi man mano disaggregate da altre operazioni, come avviene per esempio nel sogno di un individuo che poi diventa sogno di gruppo attraverso questa scomposizione del sogno, non individuale dell'analista come facciamo con gli individui, ma nel gruppo, che ogni partecipante poi disaggrega e scompone il sogno di un partecipante facendone un altro sogno, diventando con la partecipazione di tutti il sogno del gruppo. Questo è disgregare e ricomporre per creare cose nuove.
la disgregazione non è solo distruttiva, è un'analisi necessaria per ricreare condizioni nuove. Nicola Nociforo, avevi alzato. Sì, poi appunto volevo dare, intanto buonasera a tutti, volevo dare spazio per la risposta. Sì, volevo agganciarmi al riferimento al corporeo nel gruppo e al collegamento con l'ES, perché c'è un passaggio molto interessante che propone già Bion con la sua teorizzazione sugli assunti di base, che non è, diciamo, strettamente assimilabile ovviamente alla concezione dell'ES, ma che è sicuramente interessante rispetto al rapporto tra l'inconscio e il corporeo, perché lui appunto dice che quando un assunto di base è prevalente nel gruppo, quelli in quel momento non prevalenti non sono scomparsi, sono comunque presenti nel gruppo, ma sono diciamo, presenti nello stato protomentale. In quello stato dello psichico in cui appunto corpo e mente non sono differenziati, e avanza un'ipotesi interessantissima, tanto più di questi tempi, che Riccardo Romano aveva avanzato mesi fa, all'inizio della pandemia, volessi sul sito. È un'ipotesi molto interessante laddove si volesse ricercare in maniera più approfondita. Lui dice: se un assunto di base diventa dominante, si cristallizza, quindi produce un blocco nella dinamica gruppale, i due assunti di base recessivi, la combinazione tra i due assunti di base recessivi produce patologie somatiche. E fa un altro passo. Possiamo chiederci se le patologie somatiche a carattere epidemico, che quindi riguardano i gruppi, non abbiano a che fare con cristallizzazioni degli assunti di base nella società di questo tipo. Questo, per esempio, è un elemento di straordinario interesse rispetto alla possibilità di osservare il corporeo alla luce della teoresi dei gruppi. E questo mi sembra molto importante poterlo riagganciare alla parte del complesso lavoro del dottore Romano in cui si faceva riferimento al mantenimento della funzione analitica. Perché appunto mi veniva in mente, in questo caso in analogia col funzionamento dell'io, che allora il piccolo gruppo, nella complessa oscillazione tra il soggetto e la società, possa funzionare un po' come l'io, questo io pelle, questo io membrana originaria, che differenzia l'interno dall'esterno, però in questo caso, a differenza dell'io, potremmo dire come un noi più strutturato, fatto di tutti questi gruppi interni, che può diventare una pelle psichica che permetta al soggetto, il piccolo gruppo come funzione interna, di mantenere attiva la propria soggettività anche laddove il funzionamento dello stato di massa, come spesso accade, sia molto pervasivo e spesso capace di annullare il funzionamento psichico individuale. Per esempio, ci possiamo chiedere se la capacità di mantenere attivo il pensiero in momenti della vita o in momenti storici in cui il conformismo o altre forme di pressione sociale rendono molto difficile pensare individualmente, i piccoli gruppi non aiutino a mantenere, attraverso questa unità gruppale, anche una coesione individuale, una libertà di pensiero individuale. Questa è un'altra ipotesi da poter studiare. Molto interessante ai fini poi del rapporto tra colleghi nell'istituzione scientifica psicanalitica e quindi rispetto alla trasmissione dell'analisi, al mantenimento della funzione analitica. Riccardo, vuoi intervenire?
Ascoltiamo altri interventi. Allora adesso Diomira Petrelli. Buonasera, allora volevo riprendere il concetto di deperibilità del metodo e della funzione analitica che Riccardo Romano ha ripetuto stasera, ha espresso già altre volte, avevo già ascoltato. È un concetto molto interessante e così come mi trova molto d'accordo la sua affermazione ripetuta che il nostro lavoro non è un lavoro che si possa svolgere da soli, in isolamento, e che il riferimento al gruppo è estremamente importante, anzi direi indispensabile, così mi sembra di aver capito. E sono d'accordo. Anzi, diciamo, su questo chiedo, mi sembra di aver capito che la manutenzione del metodo e della funzione analitica potrebbe essere una funzione del piccolo gruppo, no? Cioè che la manutenzione del metodo potrebbe essere uno degli scopi del piccolo gruppo. Vabbè, sto pensando al titolo di un vecchio libro, Lo Zen nell'arte della manutenzione della motocicletta, che forse conoscerete. Quello che vorrei chiederti però, Riccardo, è il problema dell'articolazione tra questa importantissima funzione del piccolo gruppo, almeno nel modo in cui mi è sembrato di capirlo, e l'istituzione. Perché io credo che questo sia un passaggio fondamentale. Cioè, sono d'accordissimo che sia necessario essere insieme e alimentare lo scambio sia clinico sia di ricerca per mantenere un buon livello di pensabilità, anche di salute mentale. Tuttavia, penso anche che ci dobbiamo porre il problema di come si articola questo livello del piccolo gruppo con il livello del grande gruppo del funzionamento istituzionale. E che questo sia un punto, diciamo, molto importante. Ci sono stati vari discorsi critici sull'istituzione psicoanalitica che facevano molto riferimento ai piccoli gruppi. Cito, per esempio, quello di Meltzer che ad un certo punto faceva riferimento agli atelier psicanalitici. Cioè lui ha cominciato a un certo punto a non credere proprio più all'istituzione psicoanalitica e a teorizzare che potevano funzionare soltanto dei gruppi in cui le persone, ricordo che lui diceva, si potessero conoscere per nome, mentre all'interno di una grande istituzione c'era come un processo di spersonalizzazione, per cui le persone non si conoscevano più, non si riconoscevano più e quindi le dinamiche erano tutt'altre. Vabbè, questo è un altro discorso, non è il discorso che hai fatto tu. Però comunque io penso che forse ci potresti dire qualcosa su come vedi il rapporto tra questa funzione importantissima del piccolo gruppo e l'istituzione psicoanalitica. Ti ringrazio per questa domanda perché mi consente di completare una cosa che non ho inserito, non ho descritto dettagliatamente in questo lavoro. Il piccolo gruppo è l'istituzione. Allora, lo possiamo vedere da due punti di vista. Quello che dici tu è essenzialmente il piccolo gruppo nell'istituzione psicoanalitica, che è fondamentale per quello che dicevo prima a proposito della possibilità intanto di facilitare la trasmissione della funzione analitica e di difenderla, in cui è necessario la presenza, la conoscenza, il riconoscimento reciproco, gruppale, per mantenere questa funzione viva. E che questo poi ha a che fare con la funzione analitica che è relativa alla nascita della funzione stessa attraverso l'analisi personale, con l'istituzione. E questo lo vediamo nel problema del training.
nel training c'è da gestire contemporaneamente l'individuo, la coppia analitica, l'istituzione che è il grande gruppo, i piccoli gruppi dei colleghi in training. E allora si deve vedere complessivamente da questo punto di vista quello che può essere utile all'istituzione psicoanalitica, che ha il compito di formare nuovi analisti, e per questo ha istituito una forma di preparazione che è il training, che è particolare, purtroppo sempre più assimilabile alle scuole per effetto dell'intervento del Ministero, dell'obbligo, eccetera, eccetera, ma che in ogni caso resta come principio particolare della psicoanalisi, della trasmissione della funzione analitica, e in cui ci sono tutti questi problemi e in cui è necessario distinguere questi problemi, viverli contemporaneamente, possibilmente di presenza, e per disgrazia da 2 anni questa cosa è difficile, perché è importante appunto la presenza, la corporeità, il riconoscimento, la visione, che nella gruppalità sono fondamentali, e che quindi il piccolo gruppo può dare un aiuto dell'importanza di sottolineare appunto l'importanza della gruppalità e del piccolo gruppo nell'istituzione psicoanalitica a partire dal training. Forse non è stata studiata o applicata bene, diciamo, l'utilità, la possibilità di sottolineare l'importanza del piccolo gruppo. Naturalmente oggi è complesso, perché io mi riferisco ai miei tempi, quando facevo il training io, c'era un gruppo solo e ci conoscevamo tutti, eravamo di diversi anni, ma ci conoscevamo tutti, partecipavamo tutti agli stessi seminari e continuava questo riconoscimento di appartenenza, di scambio, di perfezionamento insieme agli altri della funzione analitica appresa nell'analisi personale. Questo adesso, per effetto della grandezza della società che a dismisura continua a inserire nuovi elementi, crea il problema di questi piccoli gruppi che poi finisce che manco si conoscono tra di loro, i piccoli gruppi, dico. Ci sono le classi, ci sono le diversità, come succede poi nella dinamica di tutti i gruppi, no? Ed è un problema da seguire, da cercare, però io insisterei nell'utilità di costituire sempre più piccoli gruppi, a partire dal training stesso. Perché ormai l'esperienza che ho fatto io è l'ideale del training psicoanalitico in cui tutti stavano a studiare la stessa cosa, tutti quelli di un istituto stavano a studiare la stessa cosa, non si può fare più. Quindi si deve costituire in un altro modo. E forse una rete di piccoli gruppi, anche attraverso la formazione particolare, può costituire un elemento per affrontare questo problema. Poi c'è invece un altro tema della psicoanalisi di gruppo nell'istituzione. Cioè la possibilità di utilizzare il piccolo gruppo psicoanalitico terapeutico nelle istituzioni. E questa è un'apertura, una possibilità che io ho studiato, abbiamo studiato, stiamo cercando di applicare, abbiamo cercato di applicare con risultati vari di difficoltà, perché le grandi istituzioni, non mi riferisco più della psicoanalisi, ma aziendali e varie, hanno delle resistenze, hanno delle difficoltà ad accettare quest'idea di
accettare all'interno di un grande gruppo un piccolo gruppo che è esso stesso una piccola istituzione nella grande istituzione. Allora si deve studiare questo rapporto tra il piccolo gruppo e il grande gruppo. Nel grande gruppo dell'istituzione, anch'esso, questo può essere utile, questo studio del rapporto tra il piccolo gruppo dell'istituzione, anche psicoanalitica, con il grande gruppo, per esempio assembleare, o dell'idea che si ha generalizzata di tutti gli analisti italiani, che è un concetto generale e difficilmente poi riconducibile solo nelle assemblee generali, ma che in ogni caso ha a che fare poi con un rapporto con i piccoli gruppi. Questo rapporto si può studiare a partire dal riconoscimento dell'unità dei piccoli gruppi in un'istituzione. Volevo chiedere meglio quello che avevo chiesto prima, un secondo. Quando ho chiesto appunto sulla deperibilità della funzione analitica, mi chiedo se la risposta implicita è non lasciare solo l'analista e quindi la creazione e resistenza di un piccolo gruppo che ha la funzione di mantenere viva la funzione analitica. Oppure c'è invece rispetto a questo quesito e a questo rischio un'altra risposta? No, la risposta è quella. Ecco, è il gruppo. Ok, d'accordo. È a partire dal piccolo gruppo che può aiutare a risanare queste. Allora si dovrebbe fare, per esempio, nei grandi centri in cui poi c'è una dispersione, come diceva anche Diomira, ad un certo punto poi c'è una dispersione, di rintracciare queste persone. Queste persone non possono essere lasciate sole, perché perdono la funzione analitica senza accorgersene. La funzione analitica si può mantenere nel rapporto continuo con i colleghi. E c'è poco da fare, sia in piccolo gruppo che nel grande gruppo. Ma è necessario mantenere questo contatto continuo, perché isolandosi sicuramente la funzione analitica, senza accorgersene, si deperisce. Posso aggiungere solo una cosa rispetto a questo tema? Io ho avuto un'esperienza di essere parte di un piccolo gruppo di analisti all'interno di un'istituzione per molti anni e abbiamo avuto una sopravvivenza, anche se diciamo tormentata, soltanto nella misura in cui ci siamo, come dire, come abbiamo anche scritto, creato un interstizio. Questo è un concetto che ha sviluppato anche Roussillon, nel quale noi ci siamo messi. In questo interstizio siamo riusciti a sopravvivere a lungo. Rispetto alle spinte espulsive o, come dire, di schiacciamento totale che venivano da parte dell'istituzione, che era l'istituzione universitaria però, non l'istituzione psicoanalitica. Allora era per questo che mi ponevo anche questo problema, memore della mia esperienza, di una sopravvivenza marginale, che però ha consentito ad un certo numero di persone di svolgere un lavoro anche proficuo nel loro luogo di lavoro, uniti in un piccolo gruppo che si riuniva in modo costante. Ancora mi capita di dire noi, anche se sono passati molti anni, e questo, Riccardo, è molto significativo, no? L'uso del pronome noi invece di io, e però pagando questo con una totale marginalità e con il doversi accontentare di questo spazio interstiziale, cioè un interstizio, una fessura nell'ambito della grande matrice istituzionale. Non so, questa è stata purtroppo la nostra esperienza. Forse se ne possono fare altre. Sarebbe importante curare invece una diversa modalità di rapporto tra il piccolo e la totalità, cioè il piccolo gruppo e la totalità istituzionale.
Sì, io l'ho previsto questo nel mio lavoro. È necessario riuscire a stabilire un rapporto particolare. Allora, quello che vedevamo nei tentativi di farci accettare dalle istituzioni, qualsiasi tipo di istituzione sanitaria, aziendale, eccetera, per portare in questa grande istituzione un piccolo gruppo psicoanalitico, era quello che si allarmavano alla parola psicoanalisi, perché immediatamente si pensa che allora dice questi ci vogliono curare come matti, ma noi non siamo matti. E poi si difendono dicendo ma noi abbiamo costituito dei gruppi interni all'americana che sono quelli che dicono come essere felici, eccetera, eccetera. Allora io ho trovato che la strada migliore in questi casi è quella di comunicare l'intenzione, se una grande istituzione riconosce il bisogno di che i propri dipendenti, per esempio, riescano a stare meglio tra di loro, in gruppo, a poter lavorare bene, riconoscendo che ci sono poi delle deviazioni, delle dinamiche anche distruttive, con la concezione della cura della gruppalità. Noi adesso pensiamo di andare nelle istituzioni a offrire la cura della gruppalità, perché in ognuno in cui esiste un gruppo interno che è sofferente magari, questo nello stare in gruppo reale porta delle sofferenze automatiche. Se si riesce a mettere in un piccolo gruppo psicoanalitico che curi la gruppalità dei membri di questo gruppo, la grande istituzione la può accettare di più, anche stabilindo un rapporto di cura dell'istituzione stessa, cioè fare capire che il piccolo gruppo non è contro l'istituzione, cosa che spesso avviene, perché quando tu costituisci un piccolo gruppo in istituzione, subito si raggruppano persone che parlano male dell'istituzione e che la vogliono cambiare o che vogliono, eccetera, eccetera, si lamentano. E questo per le istituzioni è inaccettabile, evidentemente, covare dentro un parassita che poi distrugge. E se invece si fa capire che la nostra intenzione è quella di curare la gruppalità dei partecipanti, che rende possibile il lavoro di gruppo dei lavoratori di quell'istituzione migliore, perché rende possibile l'accettazione del lavorare nel gruppo, curando i gruppi interni malati. Questo è possibile, secondo me, e lo dobbiamo provare. Comincia a essere tardi, per cui dobbiamo un po' stringere. Temo di aver saltato una richiesta di intervenire di Monica Conte che forse non ho visto, no? Dopo anch'io, Patrizio, volevo dire una cosa. Sì, sì, ho visto, però mi era arrivato un messaggio che aveva alzato la mano da tempo. Ha già parlato all'inizio, grazie. Ah, ecco. No, è che qualcuno ha pensato che ci fosse di nuovo la richiesta. Adesso No. Cinzia Carroccio, però, dopo... Buonasera a tutti. E intanto volevo dire al dottore Romano che in questa seconda lettura il lavoro mi è sembrato più difficile rispetto alla prima lettura che avevo fatto per conto mio, e credo che dipenda dal fatto che sia stata letta in una forma che va verso la gruppalità, che quindi rende più complesso e quindi anche più interessante il lavoro. Stavo pensando un qualcosa, intanto condivido molte delle cose che sono state dette, che ho voluto dire io. A questo punto inserisco un elemento associandomi a quello che diceva il dottore Semi. Credo che noi nella nostra istituzione abbiamo una forte componente familistica che neghiamo, cioè ognuno ha un'appartenenza con un maestro, con una
con una scuola, con un gruppo, in cui c'è questo elemento, per cui credo che noi dobbiamo poter pensare alla nostra istituzione come una forma particolare di famiglia, la famiglia allargata, di cui ci dobbiamo prendere cura. Cioè, questo sta venendo fuori in maniera molto forte. Noi ci dobbiamo prendere cura di noi, perché non solo c'è il problema che non ci accorgiamo che la funzione analitica si può perdere, non ci accorgiamo neanche che perdiamo la salute psichica, perché facciamo un lavoro molto pesante che ci consuma, ci fa soffrire, ci fa portare elementi malati che vengono dalla stanza d'analisi e che in qualche modo noi non ci accorgiamo se stiamo male, abbiamo bisogno degli altri che ce lo dicano, guarda che stai male, facciamo qualcosa. Un'altra cosa importante è che stare in gruppo può essere molto difficile per i movimenti emotivi che produce, però quando si sta in gruppo senza saperle, senza curarli questi movimenti, si crea, diciamo così, patologia, quindi questo dovrebbe essere meglio evidenziato da parte, insomma, di chi sta incominciando a studiare, di chi ha un interesse. Questo rientra nel discorso del portare il gruppo vissuto e spiegato in questo modo nel training, in maniera che non risulti un qualcosa che è estraneo al nostro essere analisti, perché noi cresciamo come corpo, ma non altrettanto velocemente cresciamo come diciamo, arricchimento analitico. Abbiamo bisogno continuamente di essere stimolati in questo senso. Per questo ringrazio il dottore Romano e il gruppo di lavoro di cui faccio parte, che mi consente di pensare anche in questo modo che la psicanalisi è ancora giovane e che ha tanto da imparare, tanto da studiare, tanto da trasmettere nelle istituzioni nostre e nelle istituzioni fuori, che quando il lavoro è ben portato l'accetta, in qualche modo lo accetta, poi magari ci costringe a stare un po' in una nicchia, ma sta a noi rafforzare i nostri strumenti per non farci mettere troppo nell'angolo, ma per fare sentire che siamo di aiuto. Un'ultima cosa, ho la sensazione, non so se questo è condivisibile, che noi abbiamo un qualche tabù, parole tabù. Per esempio, mi è piaciuto che si è potuto dire che bisogna molto lavorare sulla differenza tra psicoterapia e psicanalisi. Per entrare nelle istituzioni bisogna avere chiaro che questo ce lo dobbiamo dire fra di noi, perché colpisce nelle istituzioni che non sanno di psicanalisi sapere che ci sono delle differenze e poterle apprezzare. Ho finito. Volevo ricordare a questo proposito, nella linea d'ombra, che la Turilatti Manfredi diceva che è meglio una buona psicoterapia che una cattiva analisi, facendo delle scuse distinzioni ovviamente rispetto agli strumenti che si usano. Come diceva Riccardo, che la psicanalisi può usare strumenti della psicoterapia e viceversa. Ecco, l'importante è sapere quali strumenti si usano. Darei la parola a Cinzia Carnevali adesso e poi credo che non ci siano altre richieste di intervento e quindi poi se Riccardo vuoi chiudere ci salutiamo. Cinzia. Sì, io ringrazio Riccardo Romano e anche il Centro Veneto di Psicanalisi che lo ha invitato a parlare dei gruppi, della sua esperienza con i gruppi e la sua creatività anche rispetto a questi approfondimenti. È una ricerca. Credo che questa sera si stia facendo un po' anche lo sforzo di trovare un'unità di un corpo, qualche cosa che forse mancava, perché io mi ricordo che quando ho cominciato a fare la formazione psicanalitica mi si diceva no, i gruppi no, come se ci fosse una certa paura, no? di far crescere i gruppi, come invece adesso, Riccardo Romano, io concordo moltissimo con te, io ho la passione dei gruppi, sono analista di gruppo, ho un gruppo terapeutico e all'interno della Società Italiana di Psicanalisi mi sento questa sera di dire che sta lavorando, è nato da 9 anni fa, un gruppo di manutenzione, di ricerca, di laboratorio di psicanalisi in di gruppo per tenere viva la mente dell'analista. Proprio tu eri venuto al centro di Bologna, non so se ti ricordi Riccardo, eri venuto a portare il tuo libro e avevi dato molti stimoli, ma diciamo che questi semi possono germogliare, no? Anche in diversi territori e con diversi stimoli. E quest'anno il nostro gruppo di manutenzione ha portato un lavoro
al congresso internazionale IPA. Questo lavoro si è basato sulla possibilità di aver fatto esperienze insieme con il nostro gruppo, dove c'è anche Vanna Berlincioni, c'è Sandra Maestro, altre colleghe, di scendere un po' nell'inconscio di gruppo. Quando tu parli della città, no? La città sotterranea, che è la città anche cimiteriale, no? Di riuscire a andare nell'inferno, no? E poi risalire. E noi abbiamo portato un lavoro che si intitola La tettorilla e il latte versato, perché a un certo punto il gruppo era tornato all'infanzia, ai nonni, a luoghi poveri, disabitati, dove ancora si portava il latte no, con il pentolino e quindi andando in qualche modo a sondare questo inconscio di gruppo e a un certo punto, adesso lo racconto così, voglio essere un po' sintetica, questa nonna a un certo punto è venuto fuori che aveva una gamba amputata. In questo momento, questa sera, mi è venuta in mente questa rappresentazione, perché quanto è importante lavorare sulle immagini, sui sogni, sui miti, no? Questo scavare. Se noi non lavoriamo con i gruppi, con i piccoli gruppi analitici, terapeutici, psicanalitici, che consentono un benessere, consentono delle trasformazioni, di non aver paura delle trasformazioni. Siamo in un momento della nostra istituzione psicanalitica in cui sappiamo che ci aspetta il compito di portare delle trasformazioni. Forse abbiamo paura di perdere il fuoco, perché poi a volte veramente ci sentiamo molto così nella difficoltà anche di produrre il nuovo, no? Di accettare il nuovo, di produrre il nuovo. Ecco, io penso che la psicanalisi attuale, senza il lavoro di gruppo, di psicanalisi di gruppo, è amputata. E invece bisogna fare un lavoro di integrazione e il discorso, anche l'idea del quarto pilastro, di poterlo portare anche nel training. Io mi sono sempre battuta per poter insegnare anche agli allievi e candidati il lavoro di gruppo, in gruppo e fare dei piccoli gruppi. Nel centro didattico di psicanalisi c'è un piccolo gruppo che ha cominciato a lavorare, siamo terapeuti, portiamo il lavoro, siamo analisti alla pari, chi lo fa con un metodo di dinamica di gruppo, chi lo fa con un altro metodo, portiamo i nostri pazienti di gruppo, quindi pensa alla mente di gruppo, un piccolo gruppo che porta un gruppo di pazienti e lavora e si continua a lavorare e a ricercare. Io penso che sia molto importante il messaggio che tu hai portato questa sera e che bisogna raccoglierlo. Poi come riusciremo ognuno di noi a riprodurre il fuoco, io ho molta fiducia che lo potremo fare. Allora, Riccardo, a te compito di concludere. Sì, ringrazio Cinzia Carnevali per aver pensato di proporre l'idea che da questi miei interventi, come essere andata a Bologna e in altri posti a parlare di gruppo, possa nascere dei semi di interesse rispetto al gruppo. E che questo naturalmente la ringrazio, mi fa piacere, e che però io raccomando che tutte le iniziative legate al bisogno, che secondo me è naturale, di interessarsi dei gruppi psicoanalitici, siano osservanti del metodo psicoanalitico. E per me, quanto riguarda me e quelli che mi seguono, del metodo che io ho proposto, legato alla tecnica, alla teoria e alla clinica, e che è preciso nel constatare attraverso il lavoro di stasera la corrispondenza
non l'estensione, ma la corrispondenza del gruppo, la psicoanalisi di gruppo, al metodo psicoanalitico. Non è un'estensione, ma è un'applicazione su piani diversi rispetto a questa idea che poi io ho, che la cosa è complessa perché ci sono da seguire questi aspetti che, certo, come dice Patrizio, sono tutte da studiare, queste proposte di psiche individuale, di coppia, di gruppo, che però secondo me è il futuro della psicoanalisi. Ci dovremmo occupare di queste cose. Grazie a tutti. Grazie Riccardo, grazie a tutti. Sono già le 11:30, siamo ancora più di 100, credo che questo sia un segno dell'interesse.